Nemmeno il tempo di stringere l'accordo nel centrodestra, che già tra alcuni dei protagonisti in campo volano scintille che ora ci si chiede se sarà possibile spegnere da qui al 4 marzo. Il pranzo ad Arcole nella villa di Silvio Berlusconi, immortalato sotto l'albero di Natale insieme agli altri due leader, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, di fatto apre alla quarta gamba. A noi con l'Italia, dei vari Fitto, Lupi, ma anche dei veneti Enrico Zanetti e Flavio Tosi. Nomi, questi ultimi due, che non piacciono al Carroccio, pronto a porre un veto. Io non ho nessuna difficoltà a non candidarmi se a chiedermelo fosse il mio di partito. È chiaro che non il sottoscritto, ma noi con l'Italia non può accettare veti. La Lega giustamente faccia la battaglia per avere più seggi possibili. Noi cercheremo di avere quello che meritiamo per quel che pesiamo, ma poi ognuno decide chi sono i suoi candidati. Ma se la Lega potrebbe anche chiudere un occhio su un'eventuale candidatura di Enrico Zanetti, non sembra pronta a fare altrettanto per Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, ma soprattutto ex leghista e fondatore del movimento Fare. Ricordiamoci che Tosi è stato il nostro avversario sia alle comunali di Verona, ma soprattutto in quelle che sono state le amministrative per la regione del Veneto. Quindi si è contrapposto a Luca Zaia, quindi è impensabile che dopo 2 anni si possa dimenticare tutto come nulla fosse successo. Ad Are non piace poi la proposta avanzata da Renato Brunetta del cosiddetto quadrifoglio, ovvero di creare dopo le elezioni un soggetto politico unitario che riunisca l'intero centrodestra. Noi abbiamo le nostre diversità, abbiamo le nostre esigenze, noi siamo alternativi ma comunque in compensazione con quella che è Fratelli d'Italia o comunque Forza Italia, e quindi nella diversità possiamo portare il nostro apporto a questa coalizione.